vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. È una grande classica della Lega Calcio 8, ma stando così le cose e soprattutto lo scontro tra le prime due forze del campionato. Un saluto da Mattia Panini e benvenuti alla Stella Azzurra di Roma. Quarta giornata del campionato di Serie A in campo. Checco dello Scapicollo e Roma Calcio 8. La palla che filtra per la conclusione, poi finisce a terra il portiere del Checco dello Scapicollo. L'arbitro non finisce. Pallone morbido per Gaeta che decide di metterla giù. Gaeta, la palla che rimane lì e con il tacco Spaziani porta in vantaggio il Checco dello Scapicollo 1-0. Ci ha pensato Cortese. Poi da lontanissimo Ciccolini, chiamato agli straordinari Clementi. Checco dello Scapicollo, 3 contro 2. La vuole Gaeta, Maramà vuole fare tutto da solo. Eccola la palla per il numero 10. Di testa! Sbaglia il numero 10. Allarga per Maramà, un occhio al centro, parte il traversone, palla che filtra, Spaziani se la trova lì. Spaziani! La doppietta del numero 9, 2-0 del Checco dello Scapicollo. Cichella, infatti vanno a posizionarsi entrambi in quella zona di campo. Gran palla scodellata da Cichella per Seferi che prova il pallonetto, va vicinissimo al palo. Appoggia la Seferi, gran palla in verticale. Poi dentro e arriva il gol del 2-1 della Roma con Simone Feola, corcia la squadra giallorossa. Aspetta un po' troppo e arriva il pressing della Roma, rischia qui il Checco, allora può ripartire. Feola con il destro, la mette giù Clementi. Numero da parte del capitano del Checco che poi la mette sul secondo palo, la girata di Gaeta, questa è una superazione degli Orange che fanno 3-1. La testa di Chianese deve lottare con Brunetti, palla rimessa fuori dall'area di rigore, poi la conclusione, un miracolo di Clementi. Pallone molto lento ma molto insidioso. Trova Brunetti, ha spazio per il tiro, Brunetti trova l'angolo giusto e fa 4-1 per il Checco dello Scapicollo. Feola, Feola! È un gol meraviglioso quello di Feola. La palla aveva dato l'illusione di non essere entrata, invece è una meraviglia del numero 9. La sua doppietta è subito il 4-2 della Roma Calcio 8. Al limite la conclusione, un'altra meraviglia della Roma, stavolta con Ciccolini, 4-3. Abbiamo una partita meravigliosa alla Stella. L'ultimo tocco è di Maramà, la rimessa è per la Roma. Feola spalle alla porta, la gira sul secondo palo, non va lontanissimo dal gol del pareggio. Viene incontro Brunetti, terribili, va al centro dell'area di rigore dove stacca, poi Marazzina con la testa, mette fuori da 2 passi. A linea di fondo parte il traversone, anticipato Feola, poi la palla al volo di Ciccolini, un altro capolavoro del numero 4 che a 2 dalla fine fa 4-4, è una partita bellissima, parità alla Stella Azzurra. Marazzina finisce qui, arriva ora il triplice fischio da parte dei direttori di gara, una partita meravigliosa, la Stella Azzurra finisce 4-4, in rimonta la Roma riesce a strappare un punto al Checco dello Scapicollo.